Bentrovati amici, siamo a Botti, da qui parte il nostro percorso, la nostra giornata di questo 1° maggio, comunque per una bella passeggiata ecologica, ma non solo. Intanto iniziamo subito la nostra giornata con Don Roberto, buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Insomma, subito un inizio con la messa all'aperto. Sì, una giornata che ormai si svolge da circa 30 anni e ha sempre inizio con la celebrazione dell'Eucaristia. I bottidesi e non solo si ritrovano qua nella piazza dedicata ai caduti per dare vita a questa giornata di gioia, di allegria, di festa, ma soprattutto per stare insieme. Allora, la prima cosa che mi ha colpito di questa piazza e di questo monumento è che, se riusciamo, eccolo qua, la cittadinanza dei Botti dai caduti, molte più perdite purtroppo nel 15-18, vuol dire che forse nella seconda guerra mondiale è partita meno gente alla guerra? Certamente, alla guerra del 15-18, quindi alla prima guerra mondiale, hanno partecipato più e questa è proprio la testimonianza. Allora, lei è qui da 2 anni e mezzo come parroco, Sì. però è di Pattada. Sì. Allora, mi racconta un po' cosa significa vivere in un paese come Botti, insomma, immersi così nel verde poi? Sì, certamente. Io sono qua da 2 anni e mezzo, come appunto diceva lei, e ormai ho già avuto modo di entrare in quella che è la mentalità anche del paese, in quelli che sono gli usi e i costumi. Un paese, dovrei dire, ricco di tradizioni. Ricco di tradizioni, e su queste tradizioni proprio si sviluppa la comunità bottidese. Varie tradizioni, dalle civili ma soprattutto a quelle religiose, profondamente radicate nella comunità. Tradizioni che si svolgono certamente, come in tutti i paesi, nella Settimana Santa, che sono quelle più forti, più ricche, che certamente provocano molta emozione nel cuore di ciascuno, ma anche altre feste che noi celebriamo, tipo la festa di Sant'Antonio Abate il 16 di gennaio, quella di Sant'Antonio da Padova il 13 di giugno, preceduta da 13 giorni, dalla tredicina, 13 giorni di preghiera, di grande preghiera del popolo bottidese. E poi anche altre feste così, no, della Madonna, in onore della Madonna. Quest'anno soprattutto la nostra comunità sta vivendo un anno particolare, sta vivendo l'anno mariano, perché proprio martedì 4 maggio, quindi a breve, fra qualche giorno, celebreremo il centenario del simulacro della patrona, della Beata Vergine del Rosario. Siamo stati proprio mercoledì a Roma con un gruppo di pellegrini all'udienza del Santo Padre. Il Santo Padre Benedetto XVI ha benedetto le corone per poter incoronare adesso la Beata Vergine proprio martedì 4 maggio, e quindi un momento forte per la comunità, perché la comunità riacquisti quei valori, no, che devono caratterizzare soprattutto la nostra fede cristiana, una fede che si basa certamente su Dio, su Gesù Cristo e suo Figlio e lo Spirito Santo, una fede trinitaria, ma anche aiutati dalla Vergine Maria, che davvero ci porta verso il Signore Gesù, e noi possiamo vantarci di averla come patrona, come madre di questa comunità. Mi racconta qual è stata anche questa esperienza comunque di andare a Roma, insomma, dal Santo Padre, però lei poc'anzi ha parlato di tradizioni, ma quanto comunque le tradizioni sono radicate in paesi come questo, insomma, quasi al centro della nostra isola, e in paesi che circa 700 abitanti. Le tradizioni qui sono vissute secondo lei in maniera migliore? Ma certamente le tradizioni aiutano a vivere la fede, perché è proprio sulle tradizioni che la nostra fede si sviluppa e cresce, quelle tradizioni che ci aiutano a vivere una fede ancora più completa, ancora più totale, una fede in Gesù, come dicevo prima, quindi in questa fede trinitaria, ma una fede soprattutto che deve caratterizzare la vita cristiana. Se manca questa fede, se manca questo apporto nella nostra vita, certamente ci accorgiamo che la vita si affievolisce, e quindi questa fede si affievolisce ancora di più, non ci dà modo di vivere quell'esperienza cristiana che il Signore ci chiede di vivere. Io, Don Roberto, la ringrazio. L'ultima cosa, prima di lasciarla, che emozioni avete vissuto davanti al Santo Padre e cosa vi siete portati dopo questa esperienza nel vostro cuore? Ma un'emozione grande, quella vissuta mercoledì scorso in piazza San Pietro.
Certamente in primo luogo anche per me, no? Che mi sono trovato così vicino al Santo Padre, ma per ascoltare la sua parola principalmente. Poi quando è passato lì davanti, no? Alle corone che io ho portato, che ho consegnato, l'emozione è stata grande perché in quel momento ho visto il Papa, il Santo Padre che benediceva la nostra comunità, tanto è vero che gli ho detto che le corone erano della nostra Madonna, della nostra patrona, e il Santo Padre mi ha detto appunto auguri a tutta la comunità, quindi un Papa che è vicino alla gente, che siamo chiamati ad amare fortemente perché lui è il capo, è colui che guida, che trascina la Chiesa sull'esempio di Pietro e sulla scia di Pietro. Le emozioni sono tante, quelle che si sono portati i circa 65 pellegrini, perché alcuni sono partiti da qua, 55 sono partiti da qua, ma altri bottidesi li abbiamo trovati lì a Roma, sono venuti a farci compagnia. E quindi questa è stata un'emozione forte, ascoltare la parola del Papa, ma soprattutto questo momento di vedere benedette le corone, perché era tanti mesi che ormai attendevamo questo momento e ci preparavamo a questo momento. Ma lei ha mai avuto modo di andare dall'alto, Santo Padre? Sì. Ecco, io vorrei sapere da lei la differenza che c'è, perché stiamo parlando di due persone di grande carisma, di grande personalità, ma anche delle persone, insomma, che hanno fatto e fanno tanto del bene, no? Certo. La differenza secondo lei tra uno e l'altro, e poi cosa gli rimane di Papa Wojtyła, che proprio in questi mesi ricorrono i 5 anni della sua scomparsa? Sì. Ho avuto modo di incontrare Papa Giovanni Paolo II, ho avuto modo proprio di incontrarlo per ben 3 volte, proprio di persona, da vicino. E una volta addirittura nei suoi appartamenti papali insieme alla mia classe del seminario di Cagliari. L'emozione certamente nell'incontrare anche quest'uomo ammalato, sofferente, era tanta, soprattutto anche quando l'ho incontrato a 10 giorni dalla mia ordinazione sacerdotale. Io non parlerei di differenze. Il Papa è il Papa, Vabbè, certo, questo è poco chiunque esso sia. Il Papa è chiamato a portare avanti la Chiesa. Ognuno è se stesso, quindi porta avanti la Chiesa con il suo modo di fare. Io, questo Papa che ho incontrato proprio alcuni giorni fa, mi è piaciuto lo sguardo, uno sguardo profondo, 2 occhi che guardano dentro il cuore. Davvero questa è l'emozione che ho provato, 2 occhi che guardano dentro il cuore dell'uomo e che non ti guardano così come possiamo guardare tanta gente, no, ti guardano nel profondo, guardano te. Ecco che cosa proprio mi ha emozionato, mi ha portato emozione nella mia vita. Poi direi differenza, ognuno porta la Chiesa avanti con il suo modo di fare, quindi siamo chiamati ad amare il Papa chiunque esso sia, Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI, soprattutto in questo momento in cui il Papa davvero è attaccato sotto tutti i fronti, ma è un Papa che davvero ama profondamente la Chiesa e ce lo sta dimostrando. Grazie Don Roberto, noi la salutiamo, insomma buona giornata anche a lei di questo 1° maggio, l'abbiamo detto, qui parte il nostro viaggio. Abbiamo iniziato bene perché abbiamo iniziato parlando di Dio, di Gesù e naturalmente della Chiesa di Bottida. Grazie a voi, Signore vi benedica. Arrivederci.